È da oggi operativa nel territorio della provincia di Padova l'API, l'aliquota di primo intervento dell'Arma dei Carabinieri, con finalità di vigilanza dedicata a protezione di obiettivi sensibili a rischio di minaccia terroristica. Il dispositivo di sicurezza impiegato finora si arricchisce di un ulteriore importante tassello dedicato alla prevenzione di eventuali attacchi terroristici in aderenza alle linee strategiche elaborate e condivise dalle forze dell'ordine nell'ambito del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Si tratta di uomini che hanno seguito un percorso di formazione COESPU durato un mese a Vicenza. Circa 60 i carabinieri che saranno impiegati nelle province di Padova, Verona e Venezia, come spiega ai nostri microfoni Maurizio De Talmo Mezzavilla, comandante carabinieri Legione Veneto. Nuovi assetti che il Comando Generale dell'Arma ci ha assegnato per garantire una migliore azione e controllo del territorio e garantire un professionale pronto intervento alle esigenze. Sono 3 squadre, come accennavo, che graviteranno nella zona di Padova, di Verona e di Venezia e verranno impiegate su dei turni che andranno a integrare già l'attività di controllo del territorio svolta dalle pattuglie e delle perlustrazioni fornite dall'Arma e dalle altre forze di polizia. E hanno conseguito una specifica abilitazione nell'uso di armi e equipaggiamenti particolari che consentono migliori margini di efficienza in caso di intervento e anche una migliore protezione a tutela della sicurezza degli interessati e anche dei cittadini indirettamente. L'impiego delle nuove unità antiterrorismo dei carabinieri, deciso dopo gli attacchi a Bruxelles, conferma l'intensificazione delle attività di prevenzione e di controllo del territorio, nonché il rafforzamento della vigilanza agli obiettivi sensibili in città e provincia, come i luoghi di culto. Questi obiettivi che sono quelli ritenuti più sensibili, come le sedi istituzionali, le basiliche, quella del Santo in particolare, ma anche Santa Giustina, la prefettura, le sedi giudiziarie.